Fabrizio Damiani, siamo qui ad analizzare un'altra domenica amara, no? Domenica, un sabato amaro, un turno che insomma pareggio sembrava ampiamente alla portata, e poi un episodio che come sempre lo paghiamo a caro prezzo. Vabbè, purtroppo il pari secondo me era anche giusto alla fine, perché quell'episodio, sto tiro assurdo che ha fatto Gropp, che ha beccato la traversa e purtroppo ci ha fatto perdere questa partita che non abbiamo fatto in modo esemplare, ma secondo me poi alla fine il pari era giusto. Abbiamo visto una squadra in alcuni frangenti, non nell'arco dei 90 minuti, in alcune fasi un po' stanca evidentemente, Sì. un pochino di turnover ci stava, ma sappiamo benissimo problemi di rosa. Ma tu parli di turnover, io ti dico invece quale. Giacomo si è fatto male, Oltretutto, Fabris non era al meglio, abbiamo fatto queste 7 gare queste 3 gare in 7 giorni. Ripeto, è l'episodio che oggi ci ha fatto un po' pendere come sempre, ma oggi è stato abbastanza fortuito perché alla fine insomma il pari era giusto. Ecco. E turnover che invece abbiamo visto ha fatto il Tor di Scosa per esempio, che ha lasciato fuori insomma, Ma quelli sono aspetti loro. Io no, nel senso loro possono, questo appunto, il concetto era questo. E poi loro avevano gente non di 20 anni ma gente di 35 anni come Gropp, come Gores, ma questo è un aspetto che non mi interessa. Oggi non abbiamo perso perché non ho fatto quindi abbiamo perso per un episodio, per l'attenzione, non abbiamo fatto una gara ottimale, abbiamo avuto qualche situazione che potevamo fare meglio, anche perché Cucchiaro oggi non aveva fatto 3 gare in 7 giorni, ma evidentemente non sempre si hanno la vena giusta. Ecco. E al di là di questa tua analisi assolutamente condivisibile, resta il fatto comunque che insomma, nonostante abbiamo perso, il pareggio fra Itala e Virtus sì, in qualche modo... Sì, vabbè, abbiamo perso con la terza forza, quarta forza, quindi insomma non è che abbiamo perso contro... Ecco. No, quindi adesso abbiamo 7 giorni, 8 giorni, recuperiamo, andiamo contro l'Itala, sicuramente con più freschezza fisica e recuperando qualche giocatore, insomma. Ripeto, non deve essere sempre l'alibi di dire c'è l'episodio, non c'è l'episodio, ma l'episodio capita abbastanza spesso, quindi è il periodo anche che sinceramente non ci gira proprio niente, anche sui rimpalli, sui 3-4 calci d'angolo lì alla fine, che magari in altre situazioni forse potevi anche acciuffare il pari, evidentemente non erano giusti. Le buone notizie arrivano, a mio parere, dalla buona prova di Topazzini. Noi l'abbiamo rivisto dopo qualche giornata un po' così di sofferenza, oggi ci è sembrato abbastanza tonico, abbastanza... Sì, Topazzini ha fatto bene, ma ha fatto a parte qualche calo fisico di qualche giocatore, no? Tipo o Pignatta o la giornata non in grande vena delle 2 punte, perché è inutile sempre dire Cucchiaro. Oggi siamo stati un po' molli, anche troppi fuorigiochi, abbiamo preso tanti fuorigioco, ma evidentemente anche il calo di Pignatta, no? Che oggi non era neanche al meglio, neanche Fabris era al meglio, ha complicato tutto un po' anche questa situazione di infortuni arrivati gli ultimi istanti. Visto giocatori un pochino abbacchiati, no? Dal punto di vista del morale, insomma, dopo la buona prova di Vesna, la buona prova anche di mercoledì, la buona prova di mercoledì non ci volevano. No, sono gli episodi che ci continuano a girare contro, ma è chiaro che se noi stiamo qua a piangere sempre e non diamo la svolta come abbiamo fatto anche a Vesna, è chiaro che oggi questo qua entra e mette una palombella da 30 metri nel 7 abbastanza casuale. Sì, abbastanza casuale, cosa devi dire? Cioè non puoi dire niente, forse dovevamo essere un po' più attenti sul tapping, però sinceramente sul gol non rimprovero niente. Ecco, sul tapping sì, perché era un pochino troppo solo. No? Sì, era una palla che forse era leggibile, quindi potevi accorciare un po' prima e quindi siamo stati un attimino fermi, ma sai, è stata una palla calciata sull'esterno, che se ne calcia altre 100 forse arriva una, ma comunque non parliamo di queste cose, andiamo avanti.
il campionato è sempre duro, è sempre più duro. Problemi per domenica? Abbiamo fuori Muffato per la diffida e basta. E i soliti problemi che abbiamo di turni, eccetera, eccetera, ma quelli non possiamo farci niente. Ecco, noi andiamo avanti con quelli che abbiamo, con la considerazione che non dobbiamo sempre appigliarci, come ti dicevo prima, agli episodi, all'alibi degli episodi. Dobbiamo avere la forza, non è facile perché non è facile, però dobbiamo solamente avere la forza di reagire. In bocca al lupo e buon Grazie, lavoro. ciao.